Quest'anno ricorre il centenario dalla nascita di Giuseppe Fava e allora come fondazione abbiamo deciso di ricordarlo attraverso diverse iniziative. Quella che sentiamo più forte è la mostra La cultura e il diavolo, che al momento è alla Galleria di Arte Moderna a Catania e che è dedicata principalmente ai giovani, alle nuove generazioni che non hanno conosciuto Giuseppe Fava, che probabilmente non sanno neanche chi era. Per questo abbiamo avuto da parte di molte scuole, tra cui questa, la possibilità di avere anche degli incontri di approfondimento per confrontarci con i ragazzi, per poter rispondere anche alle loro domande e alle loro curiosità. In questo incontro racconterò un po' chi era Giuseppe Fava, risponderò alle loro domande in modo tale che domani alla mostra saranno anche più curiosi, speriamo, e partecipi nel conoscere le opere pittoriche. Sappiamo che Pippo Fava è stato un giornalista ucciso dalla mafia, ma è stato un intellettuale a tutto tondo, quindi oltre alla produzione giornalistica abbiamo la produzione narrativa, teatrale, cinematografica e anche pittorica. Abbiamo deciso di dedicare questo centenario proprio a questa parte forse meno conosciuta.